Ancora una volta le barriere del Mose hanno tenuto Venezia in salvo e all'asciutto da un picco di marea che questa mattina ha sfiorato i 150 centimetri sul medio mare. Altra prova superata dunque per il Mose, e anche il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha dato spazio a tutta la sua soddisfazione. Alvise Papa, direttore del centro maree del comune di Venezia, spiega. In questi giorni Venezia è interessata da una serie quasi unica per il mese di ottobre di eventi mareali consecutivi. Questa mattina il livello in mare ha raggiunto quasi 1,50 m, mentre Venezia, grazie all'attivazione del sistema Mose, è rimasta asciutta. La sorpresa di molti concittadini però è stata notevole, visto che da diversi giorni la città è soggetta a venti da ovest che proprio per la loro direzione non favoriscono il fenomeno mareale. Ma allora che cosa sta accadendo? Il quadro meteorologico a scala sinottica, cioè che comprende una regione molto vasta che nel nostro caso copre l'Europa e il Nord Atlantico, è caratterizzato dalla persistenza di un'area ciclonica ad ovest dell'Irlanda, dalla quale da giorni si sviluppa un flusso di aria fredda in quota che interessa anche il Mediterraneo settentrionale. Ecco, spiegato in termini semplici, quello che accade. Per fare un esempio poco scientifico, ma penso che possa aiutare, in questi giorni il mare Adriatico è come una grande torta di gelatina che qualcuno preme su un lato e così dal lato opposto si rigonfia. Ecco, gli effetti di tale configurazione meteorologica li dobbiamo inoltre sommare anche i valori della marea astronomica tra i più alti dell'anno. L'allerta però continua, anche per i prossimi giorni. Ci dobbiamo aspettare ancora due eventi mareali residui, sabato mattina e domenica mattina, e poi il transito di un nuovo minimo depressionario lunedì potrebbe portare un nuovo evento mareale tra lunedì sera e martedì mattina.